presto questa mattina, ma mentre aspetto prenderò il giornale. Rapinata la gioielleria Bulgaros di San Diego. Siete qui a San José, assaltata la diligenza. E Vaso ieri dalla prigione di Salvino el terribile bandito saltador de diligenze Perón Pompón. La Guardia Real alerta la popolación. Con Perón Pompón in giro no se puede estar tranquilos neanche in casa propria. Ma ci vorrebbe un vendicatore mascherado che ponga fine a todas estas injusticias. Come dice? ¿Podría farlo mí? In effetti, io sono un provento spadaccino e poi vado in palestra todos los días, senti che muscoli. Ma, Bernardo, come vogliamo chiamarlo? Beh, come Batman? Me pare che già è sfruttato. N? Come un mister incredibile? Mi pare poco credibile. S? Come Z? La Z tesoro! È il nero vendicatore mascherato che difende i deboli e gli oppressi. Che ottima idea che ha avuto Bernardo! Ma a questo punto chiama immediatamente Prada, servizi sartoriali, e ordina un vestito todo nero da supereroe. Proprio Bernardo! Don Diego bellissimo, sei tu. Ferdinanda, Vado subito in cucina a preparare il vostro caffettino col cornetto alla crema. Ma subito. Com'è la cucina? Oh, buenos días, don Diego. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Bene, oggi festeggiamo il primo anno di apertura del Pepe Chili Burger. Oggi faremo festa. Ecco qua, Don Diego il vostro caffè. Gracias, Fernanda. El tuo caffè è sempre un tocca sana. Grazie. Sarà passata in cucina a preparare il tuo piatto preferito. Fagioli con patate rosse al punto giusto. Hola, hombre, posto da firmare. Por ti, Pepe. Es il volo del caretto, la tassa sui rifiuti e il canale della televisione. Mago, ti facessi qualcosa di buono. Don Diego, è un pacchetto muy interessante. Guardi. Cosa è un acquisto al postal market? Es por mí que no te interesa. Ah, adiós allora, buena suerte. Don Diego della Lega Monterey. Bernardo, eccomi ancora dei organizzare alla festa. Però,
muy rápido el servicio postal de Monterrey. Bellísimo. Veramente bellísimo. Madre de Dios! Che è sto bel fustacciò? Sognavo un principe azzurro, ma mi contento anche di un cavaliero nero. Giorgio! Il nero vendicatore mascherado che protegge i deboli e gli oppressi. Io sono oppressa da questa vita della cantina di mio padre in sto buco. Portami contigo, altrimenti si va. ¡No! No siga, por favor, no. ¿Dónde vado yo? Es un posto muy peligroso. Ma non temere, tornerò presto, e ti porterò con me. Sì, e passeremo insieme gli ultimi anni della nostra vita. Come?